E mi dispiace, spero che abbia dormito bene. Gli dico anche a lui di dormire. E anche i vescovi hanno le loro pecche, no? Invece di mettere, diciamo, le 21 ho messo le 9. Quello è stato un handicap. Ho letto e ho sorriso. Può succedere. Quello che mi sorprende è che non ci sia stata nemmeno una suora che l'abbia svegliato. Sono umani anche loro, sono fatti di carne anche loro, quindi ci può stare, dai. Con tutti gli impegni che avrà avuto per questo Natale, penso che povero, dai. Sarà stato stanco, è giusto anche che si riposi e vabbè, capita un po' a tutti, è capitato a me, capita a tutti. Oh, lui fa notizia, sicuramente, perché povero. Oltre i vespri andrebbero rispettate anche altri orari. Anche lui è umano, come tutti noi. Secondo me aveva mangiato bene. Che sarà molto stanco. È un essere umano come tutti. Sotto Natale dopo è stressato, quindi va bene così. Un po' particolare perché credo che qualcuno magari vicino a lui poteva anche andare a bussare alla porta della camera per svegliarlo, magari mezz'oretta prima, no? È un uomo anche lui, come Gesù Cristo. Posso dire che è una cosa un po' simpatica. Che lo possiamo anche perdonare, no? Sì. Lo perdoniamo sicuramente. Ma certo che lo si perdona, certo che sì.